Buongiorno, buon pomeriggio. Ho fatto un po' di corse per arrivare all'appuntamento, al terzo appuntamento del calendario dell'avvento. Piccole perle giornaliere che ci accompagneranno fino al 24 dicembre. Oggi è il terzo giorno. Il primo giorno abbiamo così guardato un po' il mantra, il mantra che era zero scuse. Il secondo giorno abbiamo guardato il mantra, abbiamo detto il mantra anima l'anima. Lo trovate sul mio profilo oppure nella pagina di My Mantra. Tanto ringrazio le persone che stanno seguendo il mio consiglio, quello di partecipare con un commento e partecipare ogni giorno, perché ogni giorno c'è una piccola meditazione da fare con se stessi prima di coricarsi, oppure quando hai giusto 3 minuti da dedicarti, perché poi per meditare, per capire un po' il momento bastano 3 minuti. Poi magari se necessita, se si desidera, se vogliamo iniziare un percorso di introspezione, probabilmente 40-45 minuti giornalieri sono quello che consigliano chi fa mindfulness. Queste piccole perle giornaliere, piccoli mantra, accompagnano un po' il percorso della realizzazione di My Mantra. Le persone che aiuto, che mi contattano, sono desiderose di avere con sé, di portare con sé il proprio motivatore, il proprio guru. Questo, non sicuramente quello che la persona che vi sta parlando. Vi invito ancora a seguirmi tutti i pomeriggi fino al 24 dicembre alle ore 15 qui partecipare anche se volete con qualche domanda. Oggi è la terza puntata, la terza giornata, e oggi parliamo di un aforismo. Non è proprio un mantra, però lo può diventare un mantra. Diciamo che può diventarlo un mantra di consapevolezza. Ecco, Pantarei è l'esatto quello di oggi. Insomma, abbiamo scelto Pantarei perché in questi giorni, in questi ultimi 20-25 giorni, ne ho fatti diversi e li ho consigliati ad alcune persone, a una persona in particolar modo che viveva oggi l'ansia per una cosa che forse doveva succedere fra 3-6 mesi, una cosa del genere. L'ho consigliato anche a un'altra persona che sempre nel momento di ora viveva l'ansia per diverse cose successe negli anni. Mi ricordo nei colloqui la persona mi dava proprio date, numeri. Ah, perché nell'82 è successo questo, nell'89 è successo questo, nel 94 è successo questo, nel 2002 è successo questo, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, chiaro, lo faceva anche per raccontarmi un po' qual era il suo momento e il perché ha scelto di contattarmi. Bene, Pantarei, questo aforismo fatto di due parole, ha come significato filosofico tutto scorre. Ora, noi sappiamo benissimo che se guardiamo un orologio analogico o digitale dove vengono scanditi i secondi, ci accorgiamo nell'immediato che il tempo scorre, il tempo. Ma scorrono anche le cose, scorrono anche le energie, scorrono anche... noi siamo fatti di atomi, siamo fatti di cellule e sappiamo benissimo che ad ogni nostro battito di cuore, ad ogni nostro respiro, eh, qualcosa sta cambiando. Le cellule si rigenerano, le parole vengono
dette e ascoltate, i sorrisi vengono trasmessi e vengono ricevuti. Quindi perlomeno come energie, come umori possiamo dirlo che tutto scorre, tutto gira. Ecco, in particolar modo nei racconti filosofici del Pantarei viene sempre fatto l'esempio del fiume. Molte volte le persone, noi stessi, magari se ti metti sul letto, a fianco del letto di un fiume, magari non di un torrente, perché nel torrente va da sé che te ne accorgi che l'acqua scorre, ma in un fiume calmo, pacifico, senza correnti, perlomeno in superficie, lo guardi e ti sembra fermo, ma mentre lo guardi tutto scorre, tutto va avanti, sotto ci sono le correnti, come nel mare piatto, no? E mentre tu lo guardi, la cosa pazzesca della consapevolezza è che quando riesci a capire, quando riesci a sentire che mentre tu lo guardi non è quello che avevi visto 5 minuti prima, e lì è la cosa più bella. Anche nel non attaccarsi un po' alle cose, no? Non incaponirsi su delle situazioni che ci sembrano come delle sabbie mobili, perché comunque anche se ci mettiamo nel bordo del fiume, quello di prima, quello che ci sembra tutto fermo, tutto comunque scorre, tutto comunque va avanti. Il domani ci porta sempre cose nuove, non le solite cose, anche se a noi sembra e ci farebbe piacere che fossero le solite cose, ma non sono le solite cose, sono cose nuove, sono energie nuove. In questo momento in particolare che le stiamo tutti vivendo, poi è bello anche cercare perlomeno di ricevere con gentilezza e amore le nuove energie che stanno arrivando, perché qualcosa di buono c'è sempre. E se andiamo a vedere le cose buone che ci porta a questo momento, che non sono magari, che so, non ho il lavoro, non ho la praticità, non posso vedere le persone, ma magari anche di energie, anche di situazioni con un tempo più di relax, senza dover sempre correre dietro a chissà che cosa, perché poi correre non si può correre più di tanto. Ecco, Pantarei, tutto scorre, anche se noi ci fermiamo e stiamo fermi, attorno a noi tutto va avanti, tutto scorre. Sta a noi decidere se buttare mentre tutto scorre un amo, piantare un seme, guardare semplicemente gli altri semi che stanno crescendo e come stanno mutando le cose. Sta a noi. Siamo noi al centro del mondo, perché noi siamo fermi e tutto gira attorno a noi nel piccolo. Diciamo che Pantarei, quello quando lo consiglio io, lo consiglio per non andare in sbattimento. Ecco, non bisogna andare in sbattimento, perché comunque se hai creato un qualcosa, anche stando fermi, quel qualcosa muta in continuazione. Poi c'è la consapevolezza che ci dà la possibilità col timone di portare o vedere o collegarci, metterci in armonia con le varie situazioni che ci si possono venire incontro. Ecco, il mantra di oggi, che è poi un aforismo, non è proprio un mantra, ma può diventare una consapevolezza di vita, uno stile di vita, my mantra, un lifestyle, è Pantarei. Bellissimo, ne ho incisi parecchi in quest'ultimo periodo, mi è piaciuto un sacco. Vi ringrazio a tutti per i 10 minuti che passiamo assieme alle 15 del pomeriggio su Instagram, su questa pagina di My Mantra, Marino Ottaviani. Ci vediamo domani. Se volete condividetelo, se volete ditemi la vostra,
riguardo Pantarei, così anche le altre persone che seguiranno questa piccola diretta potranno commentare e magari si crea un qualcosa che nello scorrere del tempo, nello scorrere dei commenti, possiamo trovare amore e gentilezza in questa piccola diretta. Ciao a tutti, grazie. Domani alle ore 15. Oggi era l'avvento numero 3, Pantarei. Ciao ciao, grazie.